Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Se nel veneziano calano le denunce per furti, tra cui quelli con destrezza e borseggi, sono invece in aumento gli ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori o stalking. È quanto emerge dai dati diffusi in occasione del 172esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, che questa mattina è stato celebrato anche a Venezia. I dati, come detto, riguardano solo le attività della polizia. Qualche cifra. Nel giugno 2023 i furti registrati erano 2.281, nel gennaio 2024 sono passati a 1.417. Gli ammonimenti per violenza domestica invece erano 85 nel 2022, passati a 120 nel 2023, e quelli per atti persecutori sono passati a 69 nel 2023 contro i 52 nel 2022. In aumento anche fogli di via obbligatori ed espulsioni. Ancora cronaca. 4 sommozzatori, speleo sub dei Vigili del Fuoco di Vicenza e Venezia, hanno raggiunto la notte scorsa la diga di Suviana nell'Appennino bolognese nel comune di Camognano per partecipare alle attività di soccorso presso la centrale idroelettrica. Nella giornata di ieri l'incidente nei piani sotto il livello dell'acqua dell'impianto, dove hanno perso la vita 3 operai, altri 5 sono rimasti feriti e 4 rimangono dispersi. Cambiamo argomento. Oggi a Jesolo è stata di scena la cerimonia di avvio dei lavori del primo e secondo lotto della ciclovia Trieste-Venezia. La ciclovia attraverserà 2 regioni e 32 comuni per un'estensione di 116 km su 278 complessivi. In Veneto, la ciclovia Trieste-Venezia, i cui lavori si protrarranno fino a fine 2025, attraverserà 12 comuni, dei quali 11 in provincia di Venezia, quali San Michele al Tagliamento, Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Nastino di Livenza, Torre di Mosto, Ceggia, San Donà di Piave, Musile di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti e uno in provincia di Treviso, cioè Cestalto. Parliamo ora di sanità. In questi giorni all'ospedale di San Donà di Piave i genitori della neonata Ginevra hanno donato il sangue del cordone ombelicale, recuperato subito dopo il parto, trasferito e conservato ora nella banca del sangue cordonale di Treviso. Questo gesto offrirà la possibilità di cura a un'altra persona. Donare il sangue cordonale non comporta alcun rischio per la mamma e neppure per il nascituro, spiega il direttore dell'ostetricia Marica Soldà. Le coppie che desiderano donare il sangue devono solo incontrare un'ostetrica all'ospedale di San Donà per verificare l'idoneità alla donazione, fornendo informazioni riguardo il loro stato di salute generale. Infine, verrà effettuato un prelievo ematico alla mamma dopo il parto per consentire tutti i controlli da parte della Banca del Sangue Cordonale di Treviso. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.